Quando racconto le mie storie, le mie iperboli sulla eccezionalità della lingua, della cultura partenopea, ogni tanto qualcuno dice vabbè, ma mo stai esagerando, che questa è una palla. A parte che non ci posso fare niente se siamo stati sempre i migliori in qualunque disciplina, noi ci siamo cimentati, però volevo parlare del termine palla, perché in lingua napoletana la palla è una esagerazione, insomma una bonaria bugia, una cosa un po' eccessiva, a meno che poi non sia una cosa veramente straordinariamente eccessiva che all'anavara palla, i che palle che è sparata, però poi ogni tanto qualcuno alle palle ci crede e quindi chi le si è ammuccata palle. Insomma, oggi signori vi parleremo di palle e dintorni in lingua napoletana. Se uno è sicuro di sé dice mo giugasse pal, se invece per esempio stai pronto a difenderti, a parata pal, oppure un uomo coraggioso, chi le tiene pal, e quindi se qualcuno ti invita, come devo dire, a reagire con determinazione, ma caccia e pal. Però il termine palla in lingua napoletana si usa in una delle più belle locuzioni anche per ammonire qualcuno che sta per fare il passo più lungo della gamba, cerca di avere consapevolezza delle tue possibilità. In napoletano ammusur da pal. Nella locuzione ammusur da pal ovviamente il riferimento semantico non è alla palla, diciamo così, anatomica. In questo caso c'entra un'altra palla. C'entrano le palle del tenente, quelle che nella smorfia napoletana fanno 30 e pallo tenente, e qualcuno poi furbescamente aggiungeva sempre tu e sciacqui e tengo mente. Le palle del tenente erano le palle del cannone. Le palle che dovevano essere sempre scelte del calibro perfetto rispetto al cannone. Il cannone era ad avancarica, per cui la palla troppo grossa non sarebbe entrata nel cannone. La palla troppo piccola avrebbe generato dei disastri nell'esplosione. A questo punto la palla doveva essere del calibro perfetto. Quindi stai attento, stai ben attento a valutare le conseguenze delle tue azioni. Ammusuro da palla. L'uomo intelligentissimo te ne palla tanta, oppure te ne palla quadrata, però attenzione, mi ha fatto due palle tante, significa mi ha annoiato a dismisura. Com'è difficile la lingua napoletana. Se uno ti ha fatto innervosire, ti ha fatto girare il palla. Se uno se ne sta senza fa niente, non tiene niente da fa, chi le si sta rattando il pal. Però anche in questo caso attenzione che a volte il gesto è intenzionale e serve appunto per gli scongiuri come gesto anti-iettatura. E infine, con me chi l'ha fatto palla corta. Quando qualcuno vuole fregarti, però magari non è riuscito nel suo intento, noi usiamo dire ha fatto palla corta e la locuzione viene dal gioco delle bocce. Voleva raggiungere il pallino, voleva raggiungere il suo scopo, ma non c'è riuscito, il tiro è stato corto, non è riuscito a fregarmi. Con me chi l'ha fatto palla corta.